Lei ha vinto questo premio Custode dell'Ambiente che si è svolto ad Agrigento, per quali motivazioni? Allora, noi ci siamo candidate con tutta una serie di progetti che abbiamo portato avanti con le nostre associate e che usa l'arte per veicolare il messaggio di un'agricoltura presente e vitale, che presidia il territorio, che tutela l'ambiente. E quindi proprio attraverso alcuni progetti sostenuti anche dalla nostra Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori, dalla Banca BPER, abbiamo appunto fatto delle mostre fotografiche che rappresentano le nostre aziende agricole, le attività produttive che vengono svolte, i prodotti, quello che si fa realmente in azienda, i paesaggi, l'ambiente. E così ultimamente abbiamo anche sposato il progetto di un artista che ha collaborato più volte con noi, Giuseppe La Spada, altrettanto premiato, sempre nel contesto di questo premio istituito dall'assessorato territorio e ambiente, che si ispira al fiore. Abbiamo un progetto in itinere di land art, cioè saranno delle installazioni permanenti nelle nostre aziende agricole, che anche quelle daranno un messaggio e ci renderanno visibili in questo patrimonio, in questo territorio stupendo, ma daranno visibilità anche a quelle aree interne che spesso sono le più fragili, anche le più abbandonate.